Buon lunedì, bentrovati a Sicilia 24 Focus, dedicata allo sport. Come sempre in questi 30 minuti ci sarà spazio per il calcio professionistico siciliano. Cominciamo dal Catania, un Catania che va in cerca adesso di rinforzi anche in attacco. Per parlare di questo, ma anche di altro, mi collego con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Ben trovato Angelo, buon pomeriggio. Grazie Alessandro. Allora, attaccante ma non solo per la squadra del Catania, c'è il direttore sportivo Faggiano che è al lavoro, sta scandagliando il mercato, di nomi ce ne sono tantissimi sulla sua agenda. Sì Angelo, intanto possiamo stabilire quello che è una sorta di criterio generale che sta seguendo un po' la strategia di mercato in entrata del Catania. L'intenzione è quella di intanto varare una sorta di piano altezza, nel senso che il Catania quest'anno punta a giocatori di stazza, giocatori strutturati, giocatori con centimetri e peso, per colmare, diciamo, anche un problema che nella scorsa stagione si era dipanato e che negli intendimenti della dirigenza è da ovviare appunto con degli acquisti di questa tipologia. In qualche modo ce lo dice l'acquisto del portiere Adamonis, ce lo dice la possibilità di arrivare a un giocatore come Lescano, così come Di Varela, lo stesso Capomaggio, Casasola rientra perfettamente in questo identikit. E quindi una squadra che abbia intanto centimetri e soprattutto che sia fisicamente efficiente. Non si vogliono ripetere gli errori dell'anno scorso, i giocatori che purtroppo per problemi di svariata natura sostanzialmente non hanno dato nessun contributo, un contributo minimo alla causa del Catania. Detto questo, Angelo, registrate le prime ufficialità della scorsa settimana con il centrocampista Carpani e il portiere Adamonis, andiamo su un focus riguardo le operazioni ben avviate in chiusura oppure in uno stadio embrionale. La trattativa più vicina a concludersi con i crismi dell'ufficialità è quella legata all'attaccante D'Andrea del Cerignola. Dovrebbe essere questione di qualche ora, ma insomma se non è oggi è domani. D'Andrea, che viene da un'ottima stagione a Cerignola, vestirà il rosso-azzurro. Sulla questione Capomaggio c'è da registrare insomma l'intesa di massima che il Catania ha raggiunto col giocatore, ma manca ancora la possibile intesa tra i club, cioè tra il Cerignola e il Catania. Cerignola che cerca di monetizzare, addirittura avrebbe richiesto una cifra di 500.000 euro per cedere il centrocampista argentino, facendo leva anche sull'interesse dell'Avellino, che vorrebbe dare al suo vecchio allenatore Michele Pazienza un rinforzo a centrocampo. Per quanto riguarda gli altri reparti, possiamo dire che Moretti, difensore, sembra sia uscito dai radar del Catania, mentre, come dicevo prima, è sicuramente un giocatore che fa al caso del Catania Thiago Casasola, ma è anche un giocatore molto importante per quanto riguarda la Serie C, e quindi è una trattativa, un discorso che richiederà sicuramente dei giorni per poter andare in porto. Sarebbe un colpo da 90 questo del Catania, perché andrebbe a rilevare un giocatore duttile, tecnico, atletico, con gol e assist nei piedi, quindi sarebbe veramente un acquisto di grande spessore. Dalla Ternana potrebbe arrivare anche Di Tacchio, un centrocampista di esperienza. Questo ci fa registrare possibilmente un calo di interesse nei confronti di De Rose, il pallino di Mimmo Toscano che ha avuto alle dipendenze in diverse squadre. Però Di Tacchio, anche lo vedete da queste immagini, da un punto di vista atletico, strutturale, come dicevamo prima, si fa preferire a De Rose, che ha caratteristiche simili ad altri giocatori che attualmente sono in organico del Catania. Faccio l'esempio Welbeck, ma che sono segnalati in uscita. Per quanto riguarda il reparto offensivo, è vero che il Catania sta trattando Facundo Lescano, il centravanti della Triestina. È vero, il Catania sta trattando Mohamed Varela della Reggiana.
però dobbiamo dire che non sono le uniche piste che il Catania segue in questi ruoli, stiamo parlando di prima e seconda punta, perché il DS Faggiano nella sua agenda ha diverse opzioni alternative, ma quello che sappiamo è che l'interesse per questi due giocatori, cioè Lescano e Varela, è un interesse reale, concreto, quindi potrebbe essere una cosa in divenire, pronta magari a concludersi nel corso di questa settimana. È confermato anche l'interesse per il difensore esterno Anastasio, di proprietà del Monza, nell'ultima stagione in forza alla Casertana. Per quanto riguarda invece il capitolo uscite, che è il nodo principale di questa campagna acquisti e cessioni estiva, ad oggi diciamo non ci sono trattative in uscita ben definite. Nelle ultime ore, anzi negli ultimissimi minuti, si parla di un possibile trasferimento in prestito di Marco Chiarella al Rimini. Come confermiamo una indicazione che abbiamo dato qualche puntata fa, cioè la possibilità che Cosimo Chirico possa trasferirsi a Trapani, quindi restare in Sicilia ma spostarsi sulla parte occidentale dell'isola. Alessandro, il Catania cambierà? Sì, dimmi. No, dico, evidentemente tutto questo va fatto in tempi molto ristretti, perché certo, il ritiro del Catania ufficialmente, diciamo, c'è il ritrovo il 13 di luglio, ci si ritrova in sede per poi cominciare a lavorare lunedì 15 e di conseguenza per Faggiano è una corsa contro il tempo per dare al tecnico toscano, diciamo, quanti più giocatori possibili su cui cominciare a lavorare già da subito. Assolutamente Angelo, però è altrettanto vero che, ripeto, l'esigenza di cedere per liberare caselle in organico in questo momento è prioritaria. Questa è purtroppo l'eredità che ci resta dalla scorsa stagione, e quindi quando hai giocatori con ingaggi così importanti e ne hai tanti da piazzare, è chiaro che il lavoro del direttore sportivo diventa nevralgico, e quindi Faggiano sta lavorando su due distinti tavoli di lavoro per far combaciare entrate e uscite, ma quello che percepisco, quello che penso che sia tangibile, è che Faggiano stia lavorando H24, e io credo che già nel corso di questa settimana registreremo numerose operazioni sia in entrata che in uscita. In uscita, Angelo, ti dico altre cose. Bois e Castellini hanno richieste da club di serie superiore. Il Catania chiaramente valuterà se privarsi di questi calciatori o se confermarli. Dipenderà molto probabilmente dal tenore delle offerte delle società interessate, anche perché stiamo parlando di due acquisti a parametro zero, sia Bois che Castellini, acquisti della gestione della Neri, e che quindi in un'eventuale cessione a cifre considerevoli determinerebbero delle importanti plusvalenze, e quindi queste sono situazioni che dobbiamo valutare nel corso dei prossimi giorni di mercato. Come pure possiamo dire che Beters resterà in forza al Catania, quindi avremo una coppia di estremi difensori provenienti dall'est Europa. Avremo un lettone e un lituano, quindi anche in questo senso il Catania ha assemblato una coppia particolarmente esotica, ma comunque di due portieri di sicuro affidamento e di comprovata capacità. Queste sono le notizie, diciamo, del giorno, che possiamo dare a beneficio dei nostri telespettatori. Nel frattempo è arrivato un messaggio, vediamo in tempo reale se riusciamo ad aggiungere il quadro di quello che abbiamo dato, e quindi niente, questo è un po' il focus del Catania oggi. Sembra che la trattativa per Anastasio, l'esterno di sinistra, proprietà Monza, in ultima stagione a Caserta, stia andando molto avanti, e sembra essere anche questo in dirittura d'arrivo, come quello di D'Andrea di cui parlavamo in apertura di collegamento. Alessandro, prima di chiudere, il Catania farà il ritiro ad Assisi, è un luogo
diciamo, favorevole per poter poi giocare importanti amichevoli anche, diciamo, di livello, in modo da testare qual è la preparazione della squadra, l'evoluzione, la crescita che ci sarà nelle 3 settimane di ritiro. Sì, è una scelta che abbiamo salutato con favore già nell'ultima puntata andata in onda, non quella di lunedì scorso, per quella circostanza che sottolineavi tu, ma anche per questioni proprio di impegni ufficiali che quest'anno arriveranno prima e saranno anche più importanti rispetto a quelli dell'anno scorso, perché ci sarà subito la Coppa Italia VIP con il Catania che esordirà i primi di agosto contro la Carrarese a Pisa in campo neutro, e quindi servirà a testare subito il materiale a disposizione di Mimmo Toscano, anche grazie a delle amichevoli più facilmente organizzabili al centro nord Italia, piuttosto che facendo il ritiro qui in sede come è avvenuto l'anno scorso. Un'altra cosa extramercato, Angelo, possiamo dire che l'avventura di Luca Carra al Catania si è sostanzialmente conclusa oggi, e che il Catania non si doterà di un nuovo direttore generale, ma ridistribuirà le cariche che ricopriva a Luca Carra come direttore generale, o meglio gli incarichi che aveva in dote Luca Carra come direttore generale, in altre figure professionali già presenti nell'organigramma del calcio Catania. Grazie Alessandro, prezioso come te. Grazie a te, ci vediamo lunedì prossimo. D'accordo, il tuo contributo. Noi ci fermiamo, adesso attiviamo i collegamenti, andiamo a Palermo e poi anche a Messina, fra pochissimo. Rieccoci in studio, il nostro focus dedicato allo sport, al calciomercato in particolare, in questo avvio di sessione estiva di campagna trasferimenti, ci porta adesso a Palermo con Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Fra poco collegheremo anche Messina, anzi lo vedo già Sergio Colosi che è pronto per darci poi le ultime sul Messina. A te anche buon pomeriggio Sergio. Ciao Angelo, buon pomeriggio a tutti. Bene, d'accordo. Allora, adesso andiamo invece da Marco Gullà, e a Marco chiedo qual è la situazione in casa Palermo, visto che insomma le operazioni di cessioni, già ce n'è stata una, quella di Bro al Pordenone, in qualche modo diciamo, sta andando avanti. Sì, Angelo, sul Tirolo. Sul Tirolo, hai ragione, insomma, chiedo scusa. Sì, l'1 luglio inizia oggi il mercato, apre ufficialmente il mercato, ma a dire il vero il DS De Santis è al lavoro già da diversi giorni, da quando ha avuto l'ok da parte della società al suo ingaggio, quindi ha lavorato tanto a fari spenti, e credo che questa sia la settimana giusta per le prime ufficialità in casa Palermo. La prima è davvero questione di ore, secondo me tra oggi e domani dovrebbe arrivare la prima ufficialità. Il Palermo ha già preso Nicolau dallo Spezia, un giocatore che è in nazionale della Grecia, ha fatto molto bene anche con lo Spezia, lo conosce bene soprattutto anche Dionisi, che lo ha avuto ai tempi dell'Empoli quando dalla B andò in Serie A, e quindi è un giocatore di assoluta garanzia per la cadetteria. È lui il primo acquisto. Allo Spezia andranno, ma questa trattativa è un po' scorporata da quella che ha portato Nicolau appunto in rosanero, andranno Soleri e Aurelio, quindi arriva Nicolau, vanno via comunque 2 giocatori che probabilmente non rientravano più nei piani tecnici della società. Ma non finisce qui, perché questa è anche la settimana che dovrebbe portare a Mazzitelli, centrocampista del Sassuolo, che ha giocato anche con la maglia del Frosinone, un giocatore di assoluta anche lui garanzia, soprattutto per quanto riguarda il torneo cadetto. Ha fatto un'ottima stagione con la maglia del Frosinone in Serie A, sì è retrocesso, però ha tante richieste anche dalla massima serie, e quindi sta valutando se accettare o meno la destinazione Palermo. Il Palermo però dal canto suo avrebbe già
incamerato quest'affare, soprattutto perché è convinto di poter portare a casa un giocatore di assoluta garanzia e di calibro per il centrocampo. Dionisi nel suo modulo ha bisogno di un regista, ha bisogno di un giocatore che possa dare qualità al reparto, e sicuramente Mazzitelli, che conosce bene perché lo ha allenato anche al Sassuolo, può rappresentare un'ottima chiave per il reparto appunto in mezzo al campo. E poi anche Ferrari, attenzione, anche Ferrari dal Sassuolo potrebbe essere un altro acquisto del Palermo. Qui la trattativa è un po' più insidiosa, perché comunque il Sassuolo non vuole privarsi di alcuni giocatori, anche perché l'obiettivo del club nordverde è quello di risalire in Serie A, quindi sta valutando se cedere appunto Ferrari. In via d'uscita invece ci sono alcuni giocatori. Soleri l'abbiamo detto, Bro è stato ufficializzato al Sud Tirol, anche se il calciatore ultimamente non ha più indossato la maglia del Palermo, è stato sempre in prestito anche appunto alla formazione che era allenata da Bisoli. Poi attenzione anche alla situazione Brunori, perché il DS De Santis lo ha blindato, l'ha detto in sala stampa, fa parte integrante del progetto, però Brunori si sta guardando intorno perché vorrebbe giocare in Serie A, ha ormai un'età, dico non ha 40 anni, però ormai si avvia verso i 30 anni e quindi vuole sicuramente giocare in massima serie, vuole questa chance, se la meriterebbe pure, e quindi si sta guardando intorno. Però se non dovessero arrivare delle offerte congrue per lui, Brunori rimarrà a Palermo e quindi dovrà anche fare pace in teoria con la piazza, che lo ha un po' criticato e ha un po' penalizzato per alcune sue dichiarazioni. Al momento il quadro è questo, chiudo con il rinnovo di Segre rimarrà in rosanero. Sì, volevo chiederti qualcosa in più invece sul ritiro che il Palermo diciamo, si accinge ormai ad iniziare, e un po' tutte le squadre ormai stanno incominciando, chiaramente siamo all'inizio di luglio, fra 10 giorni si tornerà di nuovo a faticare, grosso modo 10 giorni a faticare in vista della prossima stagione. A delivery il Palermo, Angelo, fra circa 48 ore, 3 giorni comunque inizierà ad avviare i motori, ci sarà un pre-ritiro prima in Lombardia, poi partirà per Livigno, dal giorno 7 inizierà a accendere i motori ufficialmente in vista della prossima stagione, quindi lavorerà a Livigno, avrà anche delle amichevoli che ha già insomma scartato tra virgolette per iniziare a rodare appunto il meccanismo anche di Dionisi, giocherà ad esempio contro la rappresentativa del Friuli. Poi attenzione, dopo la parentesi Livigno il Palermo volerà in Gran Bretagna, andrà a Manchester per una settimana dove si preparerà all'esordio poi in Coppa Italia, lavorerà anche a Manchester, c'è già fissata un'amichevole contro l'Oxford City, formazione di League One, e poi inizierà probabilmente, poi ci sarà anche un altro test amichevole che ancora non è stato ufficializzato, ma comunque nel corso di questa settimana ci saranno almeno 2 prove amichevoli per la formazione rosanero, che quindi piano piano, tappa dopo tappa, work in progress, è il caso di dirlo, visto che il Palermo andrà a Manchester, lavorerà proprio in vista poi dell'esordio in Coppa Italia. Allora, diciamo che le vacanze sono finite, nonostante gli europei siano ancora in corso, sono finiti gli europei anche per la nostra nazionale, però molti giocatori evidentemente stanno già rientrando, magari in Italia alcuni, e arriveranno nelle sedi delle squadre fra qualche giorno. Quindi, Palermo... Angelo, dimenticavo una cosa, se me lo permetti. Sì. Dimenticavo una cosa, a proposito di europei, c'è un interesse forte del Palermo, non l'ho detto nella prima finestra, l'interesse forte del Palermo tra l'altro per un ex giocatore del Catania che ieri ha indossato la maglia della Slovacchia, è Gjomber. Giocatore che in difesa potrebbe fare comodo, diciamo, a Dionisi. Allora, grazie al nostro Marco Gullà, ci terrai aggiornato chiaramente sulle evoluzioni di mercato e non solo, chiaramente del Palermo, e adesso ci spostiamo, grazie a te, ci spostiamo a Messina, dove c'è immobilismo, direi, c'è attesa, c'è staticità. Abbiamo visto che il Catania ha già messo a segno i suoi primi colpi, il Palermo domani annuncerà con ogni probabilità il primo acquisto, ma fra qualche giorno tornerà a faticare. E lì a Messina, in riva allo Stretto, qual è la situazione?
La situazione è ferma ad una trattativa assolutamente segreta per il patto di riservatezza che ogni volta il presidente Sciotto fa firmare ogni qualvolta porta avanti delle trattative. Così anche in questo caso sembra che sia una trattativa ben avviata. In questo caso il Messina potrebbe parlare straniero. Nella prossima stagione si parla di un fondo lussemburghese, era stata la prima trattativa di cui avevamo dato notizia nelle scorse settimane, che evidentemente è tornata di moda anche con degli americani nel settore della new economy. Avrebbero anche interessi in altre formazioni, in altre squadre, ma sono informazioni comunque sommarie che arrivano perché di ufficiale o di ufficioso non c'è assolutamente nulla. Un'altra notizia che circola è che il presidente Sciotto rimarrebbe in società, ma con una quota che dovrebbe oscillare tra il 20 e il 30%, confermatissimo invece l'allenatore Giacomo Modica anche dall'eventuale nuova proprietà. Per quanto riguarda il ritiro, il Messina aveva bloccato San Giovanni in Fiore, però poi è accaduto che la situazione della trattativa è andata per le lunghe, e allora c'è andato il Foggia di Domenico Rom, l'ex direttore sportivo, che l'aveva bloccato per il Messina, e poi invece sono arrivati gli acconti dei pagamenti che riguardano il Foggia, perché ovviamente il Messina si è un po' bloccato sulla trattativa societaria. Messina che comunque dovrebbe essere da quelle parti, a Camigliatello Silano. Da oggi sono svincolati, sono liberi di quei giocatori che erano sotto contratto col Messina, che scadeva il 30 giugno 2024, per cui ad oggi il Messina ha soltanto 5 calciatori in organico, una situazione quantomeno paradossale in un campionato che si annuncia molto ma molto più complicato di quelli precedenti anche per il lotto delle partecipanti. Ma a questo punto poi sarà una corsa contro il tempo. Sergio, capisco che si apre oggi il calciomercato estivo, però con 5 soli giocatori in rosa mi rendo conto che poi per il club, per questa proprietà o per la proprietà che dovesse arrivare, sarà comunque davvero difficile mettere insieme questi giocatori in tempi brevi. Passami la battuta, ma questa relativamente al Messina è una trasmissione del 2024, 2023, 2022, 2021, perché il film che purtroppo portiamo avanti è sempre lo stesso. Parliamo della stessa situazione, poi sappiamo come sono andate le stagioni del Messina, ma non può assolutamente funzionare così, e come certamente dici tu, già ci sono le squadre più forti, ma tutte, anche quelle meno forti, quelle che devono salvarsi, quelle che saranno le matricole del campionato, insomma un po' tutte, che non dico stanno mandando le lettere di convocazione per il ritiro, però ci siamo quasi, già si firmano i contratti, tutte sono operative, e la situazione del Messina è sempre molto bloccata. Quest'anno sembrava che non ci dovessero essere delle trattative che riguardavano la società, invece poi sono sbucate. È stato il presidente Sciotto anche a richiederle, a trattare, a discutere con tante persone, però poi non si riesce ad arrivare al dunque. Bene, allora Sergio, ci terrei aggiornato sulle evoluzioni. Ormai il tempo praticamente stringe, c'è poco da parla di questa settimana, entro questa settimana dovrebbe esserci in un senso o nell'altro la chiusura, oppure va avanti Sciotto da solo. E quindi insomma nel corso dei nostri telegiornali ci racconterai che cosa succede in Casa Messina, che però ha un punto fermo. Qualsiasi sia, per quello che abbiamo capito, la proprietà, si andrà avanti con il tecnico Modica. Almeno questo dovrebbe essere un punto fermo in Casa Messina, e poi ci sono 5 giocatori sotto contratto e lì bisogna lavorare tantissimo, magari cercare di ottenere qualche giocatore in prestito. Grazie allora a Sergio Colosi per il suo contributo. Noi ci ritroviamo con Sicilia 24 Focus Sport lunedì prossimo. A tutti auguro il buon pomeriggio.